Credo che ora sia giunto il momento per fare una sintesi, coinvolgendo anche il Comune di Crocetta del Montello, le università venete, attraverso un tavolo di lavoro tecnico che possa contribuire al meglio alla progettazione delle opere legate alla sicurezza idraulica del fiume Piave, nel rispetto delle persone, dei beni e dell'ambiente. È una battaglia ambientale, ma sullo sfondo forse ne cela una politica. Dal Montello a Venezia, anche visivamente, il quadro è significativo. La consigliera leghista è confluita non senza polemiche nel gruppo misto, fianco a fianco con la sindaca che più di tutte da anni porta avanti una battaglia fatta di ricorsi respinti contro la regione. Fino a ieri il Veneto di Luca Zaia, oggi quello di Alberto Stefani e della sua giunta, dove figura tra gli altri Paola Roma, l'ex sindaca di Ponte di Piave, che ha soffiato il posto a Palazzo Balbi proprio a Sonia Brescacin, la più votata nella Marca alle regionali dopo Zaia, un bottino che però non è bastato a entrare nella squadra di governo di Stefani. Lega contro Lega verrebbe da dire, ce n'è abbastanza per un romanzo di dietrologia, ma andiamo con ordine. Sul piatto c'è l'annosa polemica del progetto delle casse di espansione sulle gravi di Ciano a Crocetta del Montello, cruciali secondo la regione e il commissario straordinario ora a capo dell'operazione per proteggere il Basso Piave da inondazioni disastrose, ma secondo i contrari, dai sindaci rivieraschi agli ambientalisti, con un impatto ambientale devastante per il territorio. Ora, proprio loro, trovano un alleato inaspettato in Sonia Brescacin, che firma di suo pugno una mozione per chiedere alla Giunta di creare un tavolo tecnico straordinario che metta insieme Ministero, politica, esperti e sindaci e uniformare le due esigenze: la sicurezza idrogeologica con la tutela ambientale dell'area utilizzando le ultime ricerche scientifiche. Perché, sottolinea tra l'altro Brescacin, gli invasi già costruiti e in fase di realizzazione sul territorio veneto sono tutti situati in località di alta pianura, fuori dal tratto pedemontano dei corsi d'acqua, a eccezione proprio dell'invaso previsto a Ciano del Montello. Non bisogna quindi sorprendersi del fatto, continua, che la proposta di costruzione della cassa di espansione alle gravi di Ciano sia diventato un caso particolarmente controverso. Era presente infatti una evidente anomalia nella programmazione di interventi di difesa idraulica previsti in Veneto, sia per dimensione che per collocazione geografica dell'opera. Inutile negare che il resto del mondo questi grossi interventi, il resto del mondo li sta togliendo per passare ad interventi più mitigati oppure a più interventi messi assieme, cioè sia la manutenzione, sia la cassa, sia la tutela dell'ambiente. Per gli oppositori del progetto è l'ultima possibilità di avere una voce in capitolo e il fatto che arrivi da Brescacin riporta la questione politica. Sarà un caso che tra i più strenui difensori del progetto ci sia sempre stata, come tutti i primi cittadini del Basso Piave, proprio Paola Roma, attuale assessore in una giunta nella quale Brescacin contava di esserci? Non sfugge a nessuno che il messaggio arrivi diretto da Alberto